Io personalmente non ricordo un giugno così piovoso come è stato fino ad oggi, no? E tutte le volte che comincia a piovere, giustamente nel mio giorno di riposo, il giovedì, quando io vorrei andare al mare, perché ho sbandierato tanto Treviso, è vicino al mare, giovedì, quando sarà il mio giorno di riposo, piove. E dico, Signore, ma com'è sta cosa? Ah, in realtà quando noi diciamo speriamo che smetta di piovere, no? Noi sappiamo con certezza che prima o poi smette di piovere, o no? Ma quello che succede in mezzo tra la pioggia e quando smette di piovere è tutta vita vissuta, no? Come occupiamo il tempo mentre smette di piovere? Come occupiamo i tempi mentre ci sono problemi nella nostra vita? Quando piove, che sembra che quel nuvolone lì, quello che noi chiamiamo in Italia il nuvolone di Fantozzi, no? Quello nero che sembra che ti segua quando tu entri il lavoro, che esca insieme a te, che ti si posi sulla casa e che non si sposti mai. Il nostro Dio è un Dio di speranza. Il nostro Dio è un Dio di speranza che ci dà speranza nei momenti difficili, nei momenti delle nuvole buie, nei momenti di difficoltà, nei momenti di solitudine e anche alla fine vi dico nei momenti di impossibilità umana. Dio è un Dio che dà speranza. La speranza per definizione è attendere, aspettare che qualcosa succeda di buono. La speranza è un'attesa fiduciosa, allegra e sicuri che prima o poi le nostre nuvole si spostano ed esce il sole. Io conosco la storia di un uomo qua nel libro di Genesi che ha vissuto la sua vita con la speranza di Dio. È uscito dall'anonimato, è diventato una persona speciale, il padre della fede e oggi noi dobbiamo prendere esempio da questa vita che quando è stata in difficoltà ha detto Signore io continuerò a sperare e noi abbiamo lo stesso Dio di Abramo. Noi abbiamo lo stesso Dio di Isacco, noi abbiamo lo stesso Dio di Giacobbe che tutti i giorni nei nostri problemi quotidiani ci dice io sono il tuo Dio di speranza, io ti faccio attendere che qualcosa di buono succede. E come abbiamo letto stamattina, fratelli, quando Dio dice una parola, tu pensi che la parola di Dio non si compia? Sai qual è il nostro problema? È il tempo. Il nostro problema è il tempo, perché noi giorno dopo giorno, ora dopo ora, aspettiamo che qualcosa succeda e tutto ci sembra immobile, è vero o no? Tutto sembra che non cambi, quella persona non è cambiata, quella vicino a noi per cui stiamo pregando da tanto tempo non è cambiata e lei continua col suo stesso modo di pensare. E quel problema nella tua vita, quel problema di salute, quel problema finanziario, quel problema con tuo marito, quel problema con tua moglie, quel problema con i tuoi figli, è sempre quello e mai cambia. Il Signore dice, abbi speranza. Abbi speranza perché io ti ho dato delle promesse nella mia parola e la mia parola si compie al di là di tutti gli ostacoli umani. Ieri mia figlia è venuta a confidarmi una cosa e la cosa interessante è che subito Dio ha messo nel mio cuore e gli ho detto Giada, tu pensi che Dio sia più piccolo di questo problema? Tu pensi che Dio sia più piccolo del problema che tu hai? Tu pensi che Dio non sappia che il tempo per noi passa in modo inesorabile e noi invecchiamo, ma Dio dà le sue promesse nel tempo giusto affinché noi possiamo sviluppare questa speranza, questa attesa gioiosa che il Signore farà la sua opera. E questo uomo che si chiama Abramo, Dio ha dato costantemente speranza nella sua vita. Apri la tua Bibbia in Genesi al capitolo 12 e noi leggeremo 3 testi stamattina che parlano di questo uomo, dell'esperienza di quest'uomo con Dio. A Genesi capitolo 12 noi leggeremo i primi 3 versetti e dice così il testo: il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre
e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Che speranza che Dio ha dato a quest'uomo, gente. Allora proviamo a immaginare, perché è interessante, perché noi leggiamo così, ma Abramo era il padre della fede. Chi era Abramo? Abramo era figlio di un costruttore di idoli che si chiamava Tera. Lui a Tera aveva questo incarico statale. Sapete che Abramo era un mesopotamico, abitava in Mesopotamia, e questa attività statale che il papà aveva molto probabilmente sarebbe stata ereditata da suo figlio, ok? E quindi lui sarebbe stato destinato ad avere un buon lavoro, ben retribuito, sicuramente avrebbe avuto una stabilità economica senza nessun problema, ma Dio a un certo punto, un Dio qualsiasi, uno dei tanti dei che lui pensava esistesse nel suo pantheon, nella sua bacheca dove lui scolpiva gli idoli, si è presentato a lui di persona, no? E gli ha detto: Abramo, lascia tutto questo, lascia la casa di tuo padre, lascia questa attività, lascia il tuo paese, perché io voglio benedirti, e benedirò chi benedirà e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Gente, allora, se oggi Dio ti dicesse, venisse da te personalmente e ti dicesse: vai in piazza del Signore e costruisci l'arca perché io sto per mandare il diluvio, cosa risponderesti? Signore, forse ieri sera sei stato all'incontro degli uomini e qualche bicchierino in più ti ha... Perché stava succedendo questo ad Abramo, gente. Questo uomo non conosceva questo Dio. Fino a quel momento lì, lui aveva adorato degli dei fatti di pietra, aveva adorato degli dei fatti di legno, scolpiti da mano d'uomo. Questi idoli non parlavano, e a un certo punto lui ha detto: Abramo, vuoi che la tua vita sia una vita anonima? Fratello, sorella, amico che tu sei qua, vuoi che la tua vita sia una vita anonima? Io ti dico una cosa, stamattina Dio viene da te e ti dice: lascia tutto. Lascia quello con cui hai il cuore e mettiti nelle mie mani, perché io ti benedirò talmente tanto che tu non sai neanche dove mettere le benedizioni che io ti darò. E tutto quello che io ti darò sarà una benedizione spirituale. Lascia il paese in cui tu speri, lascia le finanze in cui tu speri, lascia le sicurezze in cui tu speri, perché io voglio darti la sicurezza della mia presenza. Ed è interessante, fratelli miei, amici miei, questa espressione che Dio usa: vai in un paese che io ti mostrerò. Chi è che usa il navigatore satellitare qua per andare in giro con la macchina? La cosa più bella che tu puoi avere, io personalmente a Treviso, è il navigatore satellitare. Pastore, mi viene a trovare, ok, dammi l'indirizzo, io comincio a inserire l'indirizzo e poi tu cominci a girare da una parte all'altra, il navigatore ti porta in mezzo alla campagna e dici: Signore, quante volte ho aperto il finestrino con la tentazione di prendere il navigatore e gettare. Perché, fratelli? Perché noi confidiamo nelle mappe per la nostra vita, no? Noi vogliamo un percorso ben stabilito, una vacanza ben organizzata, l'albergo che si paga così, che si mangia questo. Avete mai notato gli italiani come fanno, no? Come si mangia in quell'albergo? Non chiedono mai qual è com'è il posto, no, come si mangia. Cioè noi vogliamo tutto, no? E il Signore gli piace scombinare la nostra vita. Vai in un paese che io ti mostrerò. Signore, dimmi dove vado. Aspetta, un passo per volta, la tua mappa sono io. Comincia a camminare. Comincia a camminare. E io mi immagino in quel momento Abramo che doveva lasciare una professione sicura, sicuramente una famiglia che lo amava, perché il Signore gli ha chiesto: lascia tuo padre, lascia tutta la tua casa e comincia a seguirmi. Ma il Signore non si ferma lì e gli dice: perché se tu fai così io ti benedirò di grandi benedizioni e tutte le nazioni saranno benedette nella tua persona e io ti darò questa terra, vai in un paese che io ti mostrerò perché io ti regalerò tutto. Sapete a volte cosa mi sembra, fratelli? Che noi ci accontentiamo di elemosine.
Noi vogliamo le nostre sicurezze, noi vogliamo i nostri mobili, vogliamo la nostra casa. Quando il Signore mi ha detto esci da Mantova e vai a Treviso, ho detto per carità Signore, ma stai scherzando con me? E io mi immagino Abramo, lui non ha fatto 170 chilometri per venire da Mantova a Treviso, lui ha fatto migliaia di chilometri per andare nella Palestina, dalla Mesopotamia, ma il Signore gli ha dato una speranza. Ed è interessante che la vita di Abramo è fatta di speranza. Il Signore gli ha dato un obiettivo quando era ancora un ragazzino, 75 anni più o meno, e le sue promesse si sono compiute quando lui aveva 99 anni. Ma sì, ma sai, a quel tempo, stamattina ho sentito un commento, ma sai, a quanto vivevano a quel tempo? Ok, ma prova a passare 24 anni con una parola da parte di Dio e la parola di Dio non si compie. E allora ritorniamo all'enigma iniziale, no? Come viviamo questi nostri 24 anni in mezzo? Hai speranza che il Signore compia la sua promessa o no? C'era un altro problema nella vita di Abramo. Lui credeva in un Dio, i mesopotamici credevano in un Dio che era il Dio creatore di tutte le cose nella loro mentalità, che si chiamava El. Questo Dio El, nella mentalità, nel pantheon ebraico, aveva una particolarità, abitava su un monte altissimo, ok? Era addormentato, totalmente disinteressato delle problematiche umane, e quindi era un Dio che tutte le volte che tu andavi a bussare, chi è questo qua che mi disturba? E a un certo punto lui si è trovato un Dio che parte da questo monte, state attenti a quello che vi dico, parte da questo monte, scende, va da Abramo e dice, io sono interessato con la tua vita, voglio benedire talmente tanto la tua vita che tu non saprai più dove mettere quello che io ti do. Sapete perché le persone non donano la propria vita al Signore tante volte? Perché non capiscono che Dio è interessato dei nostri problemi quotidiani. Noi pensiamo che noi dobbiamo andare a bussare a una porta dove Dio non risponderà, dove Dio dorme, dove Dio non vuole sapere dei nostri problemi, dove Dio non è Dio veramente di amore, ma ti posso assicurare che il Dio che io conosco qua nella parola di Dio e che conosceva Abramo è lo stesso Dio che io credo. E lui dice, io sono venuto da te, oggi io vengo da te e ti dico, lascia tutte le tue sicurezze, comincia a seguirmi perché io ti voglio benedire. Dio è interessato dei tuoi problemi quotidiani, Dio è interessato delle tue sofferenze, Dio è interessato dei problemi della tua famiglia, Dio è interessato con il tuo lavoro, Dio è interessato con la tua vita, Dio è interessato con la tua tristezza, Dio è interessato perché se io non sbaglio, fratelli miei, il Signore Gesù si chiama Emanuele, sapete cosa vuol dire? Dio con noi. Non è Dio distante da noi, è Dio con noi tutti i giorni della nostra vita ed è stato cantato qua davanti. Dio è interessato delle nostre cose. Dio ci dà speranza. Dio ci dà speranza. Il primo punto che voglio lasciarti stamattina è il Dio di speranza ci dà speranza nel momento in cui rischiamo di scomparire nel buio della nostra vita anonima. Tu sei una persona speciale per Dio. E Dio vuole darti delle promesse che tu creda e che tu porti avanti per tutta la tua esistenza. Anche se dovesse compiersi la parola di Dio l'ultimo giorno della tua vita, Dio non mente, perché Lui è Dio e Lui porta a termine le sue promesse. La sua parola si compie sempre. Chi è che ha ricevuto delle promesse qua da parte del Signore? Alzi la mano. Sai che il Signore le compie? Ma tu devi avere speranza che Lui le porti a termine. Nel tempo di Dio, nel tempo giusto in cui tu riuscirai a vivere quella gioia quotidiana di dire, Signore, avverrà anche l'ultimo giorno della mia vita, ma tu lo farai e sono sicuro di questo. Questo è speranza. Il temporale finirà, cari miei. Il temporale finirà, ma nel tempo di Dio. A volte sembra che Dio faccia apposta. Ti ricordi della vita di Lazzaro? Questo amico di Gesù, che a un certo punto si è ammalato.
E i suoi amici più intimi sono andati a chiamarlo: Signore, vieni presto perché c'è un malato che sta morendo. Quante volte noi abbiamo detto: Signore, io sono un malato che sto morendo, ma ti stai accorgendo di me? E Gesù dice una cosa interessante a questi emissari, no? A questi messaggeri. Dice: aspettiamo ancora 3 giorni. E lui arriva là, tomba chiusa, sigillata, il corpo in putrefazione, una puzza terribile, tutti piangono. E lui dice: levate la pietra. Levate la pietra. Ma Signore, levate la pietra. E levano la pietra, poi dice: esci fuori, Lazzaro, perché adesso è il tempo che la speranza si compia. Quando non c'è più nessuna possibilità umana, il Signore interviene. Tu che sei qua stamattina, che non stai vivendo questa speranza, il Signore, un giorno in cui Lui stabilirà che è il momento giusto di darti quello che Lui ti ha promesso, ti dirà: togli quella pietra e esci fuori da quel sepolcro. Io voglio delle persone gioiose. Viviamo la speranza di Gesù con allegria, con gioia, perché Dio porta a termine le sue promesse. Quindi Dio ci dà speranza nel momento in cui la nostra vita può diventare anonima, ma Dio vuol benedirci come ha benedetto Abramo. Genesi capitolo 13, versetto da 14 a 18. Dice così: il Signore disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei a settentrione, meridione, oriente e occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese, quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò a abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. È interessante perché noi dovremmo leggere tutto il capitolo, ma ti lascio questo compito a casa, no? Vi ricordate che Dio ha detto: lascia la casa di tuo padre, tutti i tuoi parenti non devono far parte della tua storia. E Dio ha cominciato a camminare con Abramo, ma ovviamente c'era questo suo nipote che si chiamava Lot, e la famiglia di Lot e la famiglia di Abramo cominciavano a crescere sia come numero che come proprietà. A un certo punto sono entrati in contrasto, no? Perché la terra era poca, le greggi di Lot e le greggi di Abramo erano numerosissime, erano talmente tante che a un certo punto Lot ha cominciato a litigare con Abramo, ha detto: ma insomma, ma io ho bisogno di terra. E se tu vai a leggere questo testo, qualche versetto prima dice che Lot ha guardato questa terra pianeggiante con le cascate, con i fiumi, e ha detto: io voglio questo pezzo di terra. Abramo ha detto: ok, prendi quello che vuoi, non importa, l'importante è che io e te viviamo in pace. È stato il momento della rinuncia da parte di Abramo, ma nel momento della rinuncia Dio ha dato speranza. La prima cosa che Dio ha detto a Abramo quando lui ha rinunciato a prendere qualcosa per sé, ha detto: alza ora gli occhi e guarda cosa io ti ho dato. Alza ora gli occhi e guarda cosa io ti ho dato. Dio è un Dio di speranza nelle nostre rinunce della vita. Seguire Gesù, fratelli, è rinunciare a qualcosa. Seguire Gesù è lasciare le proprie sicurezze. Seguire Gesù è lasciare che le fondamenta della nostra vita a volte vengano rivoltate. Vi ricordate quando i discepoli di Gesù erano sulla barca? E il Signore ha detto: tutti conoscono bene questa barchettina perché la maggior parte di loro fa i pescatori. Questa è la loro sicurezza, ma io faccio una cosina simpatica, io mando una bella tempesta. E a volte, cari miei, il Signore sconquassa la barca della nostra vita, no? E comincia a chiederci: dove sono le tue sicurezze adesso? Ma è interessante quel momento in cui qualcuno vuole uscire dalla barca e camminare sulle acque. Allora, Pietro era un pescatore nato, no? Un caratteraccio terribile.
E lui sapeva bene una cosa, che durante una tempesta, se lui stava sulla barca e poi si tuffava, la sua vita era finita. Perché? Perché entrare nell'acqua in tempesta, finito, si andava a fondo. Ma è interessante che Dio gli ha detto, Pietro sono io, non preoccuparti, Signore se sei tu allora fammi uscire e camminare sulle acque. In quel momento Pietro ha deciso di fare che cosa? Di lasciare la sua sicurezza e di cominciare a camminare sull'impossibile. Che non è possibile camminare sulle acque, no? Allora dove stai camminando? Ti stai aggrappando alla tua barchetta? Abramo, gente, aveva rinunciato a una terra bellissima. Il Signore gli ha detto, alza lo sguardo e guarda cosa ti sto dando io. Io penso che lui stava camminando sulle acque come Pietro. Wow, Signore, è tutta mia questa cosa, sto camminando sulle acque. Vuoi vivere un miracolo? Vuoi vivere la speranza di tutti i giorni? Tu devi rinunciare alle cose di questa vita. Come ha fatto Abramo, ha detto, Signore, lì c'è la cascata, c'è un paese pianeggiante, c'è una cosa meravigliosa, ma il mio intento è volere quello che tu vuoi per me. E allora quando noi facciamo così, fratelli, allora il Signore ti dice, alza lo sguardo e guarda cosa io ti ho dato. Signore, io questa volta litigherò con mia moglie perché lei non ha nessun tipo di ragione. No, questa volta non rinuncio. Il Signore ci dice, rinuncia. E poi subito dopo Dio ti dice, hai visto cosa hai guadagnato? Perché le barriere sono cadute, la pace comincia a entrare. Ah, Signore, quel fratello mi ha trattato in un modo, questa volta io gliene canto 4 in faccia. Rinuncia. Perché sembra una bella terra piena di cascate, no? Che ti dissettano nel momento. Ma il Signore ti dice, lascia da parte e alza lo sguardo, guarda cosa io ti ho dato. Fratelli, c'è un momento, la rinuncia, secondo voi, è facile? Io ho cominciato una dieta qualche giorno fa. In realtà sono stato costretto a cominciare una dieta. La settimana che ho passato, è stato, mia moglie mi ha detto, ma tu stai mangiando solo insalata? Sì, e quando ho cominciato a vedere qualche chilo, no? Pochi, ma ho detto, ma che bello, ma wow, mi stimo, mi metto tutte le camicie. Ma ieri sera, gente, Paolo, Roberto, gnocchi col ragù di carne. Un arrosto, gente, che roba che sentivi il profumo a 200 metri di distanza. Ho detto, Signore, la mia dieta. E allora ho cominciato a pregare, ho detto, Signore, non mandarmi questa benedizione. E la risposta è stata, buon appetito. Ma il diavolo ci presenta sempre dei buoni piatti nella nostra vita, no? Per gli italiani non è un'insalata scondita, ma una bella pizza fumante con sul salamino piccante. Non rinunciare a questo. Per i brasileros, un churraschino. E il diavolo ce li presenta sempre belli imbanditi, piatti fumanti, no? Che noi... Ma Dio dice, rinuncia a questo, perché io ho una manna nascosta dal cielo che ti nutrirà tutti i giorni e ti porterà da una parte all'altra del deserto della tua vita. 40 anni di lamentele, gente, il popolo nel deserto. 40 anni di lamentele. Ma questa manna qua ha un sapore, ma questa manna qua non ci sfama, ma questa manna qua non viene neanche la domenica, dobbiamo raccogliere dopo il sabato. Insomma, un sacco di lamentele. Dio ci dà quello che è necessario, gente. Nel momento in cui noi rinunciamo al piatto prelibato del diavolo, il Signore ci dice, non preoccuparti del cibo che mangerai, perché io sono con te.
alza lo sguardo, come Dio ha detto a Abramo, alza lo sguardo e guarda cosa io ti ho dato. Io ti ho dato una terra preziosa, io ti ho dato una speranza, io ti ho dato una certezza che io sarò con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E la mia parola si compirà con te. La speranza che Dio ci dà è, Dio dà speranza nel momento delle rinunce della nostra vita. E ultimo testo che io voglio leggere insieme a voi, Genesi 17, da 1 a 8, dice così. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente. Guarda cosa Dio gli dice, io sono il Dio, come? Onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo, quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu mi diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto con te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne e sarò loro Dio. Allora, Signore, tu mi continui a promettere questo da 24 anni. Ti sei presentato a me a 75, adesso ne ho 99 e tu mi continui a dire la stessa cosa, che tu un giorno avrai questa terra, che tu un giorno sarai pieno di figli, che le nazioni dipenderanno da te e tutti i popoli saranno benedetti nel mio nome, ma io non ho figli e soprattutto c'è un problemino, Signore, ho 99 anni. Sai cosa dice Romani capitolo 4 di Abramo? Dice che il corpo di Abramo, quando ha ricevuto questa nuova visita da parte del Signore, era morto. Tradotto in parole povere, chiaramente, Abramo era diventato impotente. È chiaro questo? E c'è un secondo problemino, che Sara era sterile. Quindi, Signore, ascoltami. Tu vieni qua e continui a dirmi le stesse cose da 24 anni, siamo arrivati a 0 possibilità, 0, ok? E tu continui a volermi dare questa speranza. E loro avevano ben preparato la tenda, pitturato, messo gli adesivi, no? Andati a prendere al prenatale il carrellino per il bambino. E per 24, ma l'avevano messo in naftalina, ha detto, qua non succede mica niente. E Dio continua a dire, ma io l'anno prossimo ti visito e tu avrai questo figlio. Ancora una volta Abramo ha ricevuto? Oh. Com'è? Solo uno ha capito. Ha ricevuto? Oh, mamma mia. Ok. Speranza un'altra volta. Dio ci dà speranza quando le possibilità umane sono pari a? E lui insiste, con te, con me, perché hai smesso di credere? Perché hai smesso di avere gioia? Perché hai smesso di essere allegro? Perché? E lui si presenta ad Abramo, perché vi ho sottolineato questa cosa, lui si presenta, io sono il Dio onnipotente. Punto numero 1, Abramo, sono onnipotente, io ho potere di far rinascere il tuo desiderio sessuale verso tua moglie, hai capito sì o no? È interessante che quando Sara è morta, io penso che Dio è ironico, no, nelle sue cose, ci aveva talmente preso gusto che lui ha cominciato a avere anche delle concubine dopo. La parola di Dio è questa? La parola di Dio non nasconde che lui si era talmente risvegliato dalla visita di Dio che, wow, si sentiva, hai capito?
Non c'era più bisogno di accendere la candelina, di fare un balletto insieme, perché ormai Dio aveva fatto un'opera. Dio aveva preso il deserto della vita di Abramo, un corpo morto, come il suo, aveva preso il corpo morto di sua moglie e ha detto: adesso ci penso io a fare l'opera. Quando voi non avete più niente da fare umanamente parlando, adesso intervengo io. Perché quando noi fratelli, quando noi diciamo è finita, Dio sai cosa dice? Adesso comincia la storia. Se tu stai dicendo nella tua vita è finita, è il momento buono che Dio dice adesso comincia la storia con me, perché adesso intervengo io in campo. E non c'è Brasile per nessuno, neanche Ronaldinho, perché chi gioca con la squadra del Signore vince sempre. Ma noi, fratelli, dobbiamo avere la speranza. Dio ha lavorato in un modo pazzesco con la vita di Abramo, ha rivoltato Abramo come un calzino. E sapete quando Dio ha chiesto ad Abramo di fare il sacrificio di suo figlio Isacco? Perché Dio non ha finito lì con Abramo. Quando ormai suo figlio era adolescente, ma guardate questo Dio qua cosa chiede, no? Che ormai era una cosa fatta nella testa di Abramo: ok, ho la discendenza, finalmente le nazioni nasceranno da me, le nazioni saranno benedette nel mio nome. Dio gli chiede: ok, adesso lo prendi e lo sacrifichi. Cioè, ma vi rendete conto? Ma Abramo, sapete perché è arrivato sul monte, ha preso suo figlio, l'ha legato e quasi pianta il coltello nel petto di suo figlio? Sapete perché? Romani capitolo 4 dice che lui ha sperato contro speranza. Lui ha conosciuto il suo Dio durante tutta la vita e ha detto: Signore, se tu me lo chiedi, tu sarai in grado di farlo risorgere, perché tu mi hai fatto una promessa. Perché lui era un uomo di speranza. E quando la speranza nella sua vita sembrava che fosse finita, lui ha continuato a dire: il mio Dio è un Dio che può fare, perché me l'ha mostrato per tutta la vita. E lui può farlo. Ci siamo dimenticati, cari miei, quando Dio ci ha preso dal mondo, ci ha dato una nuova speranza di vita. Non so se sei nato in una famiglia di credenti o meno, se ti sei convertito da piccola. Io ho vissuto nel mondo. Il Signore mi ha preso e mi ha detto: adesso comincia a sperare con me. Ci siamo dimenticati di questo, che Dio ha fatto un miracolo nella nostra vita. Dio può fare molto di più. Dio ci accompagna tutti i giorni, Dio continua a dirci: spera in quello che io ti ho promesso, perché io lo farò. Ma fratelli, quando Dio non fa, sai perché? Per un semplice motivo. Mi ricordo sempre di un testo che c'è registrato nei Vangeli, quando Gesù passava per un paio di città che avevano un problemino serio, che era l'incredulità. E c'è scritto in quel testo: e Gesù non poté far lì molte opere potenti perché loro non credevano. Non credevano. E Gesù agisce nel momento in cui noi liberiamo questo canale di incredulità. Allora Gesù infila la spina e comincia a far funzionare tutta la nostra vita. Tu che sei qua stamattina, forse hai ricevuto una promessa anni fa. Il Signore ti ha detto: io farò questo con te. E tu avevi ben chiaro la visione di quello che Dio voleva fare con te. Ti voglio dire una cosa: il tempo è passato. Le situazioni si sono concatenate, ma ancora non è successo niente. Ma il Signore porterà a termine la sua promessa. Ma Lui vuole da te una cosa che non può rinunciare. Lui vuole che tu abbia speranza, che tu viva questa attesa con una gioia completa nel cuore, sapendo che Dio porta a termine le sue promesse per la tua vita. Hai capito il messaggio stamattina? Era per me, ma spero sia tratto anche per te. Amen? Vogliamo pregare insieme? Wow, che bello, alziamoci in piedi. Sì, mi piace. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore.
Dio interviene nelle nostre vite, Dio ci ha dato delle promesse, Dio non ci abbandona nel momento del buio, della solitudine, della difficoltà, e anche quando il cielo sembra di piombo, Lui è lì. E Lui vuole restaurare la tua speranza stamattina, vuole di nuovo darti quella visione chiara delle sue promesse. Forse tu hai messo, Signore, nel cuore di qualcuno qua stamattina la speranza che un proprio familiare si converta, che tu possa dare gioia, Signore, di attendere che il momento arrivi. Tu hai dato forse speranza, Signore, di avere un compagno, una compagna per la vita. Signore, che tu possa restaurare la speranza questa mattina. Forse qua c'è qualcuno, Signore, che sta dicendo: Signore, è tanto tempo che aspetto il compimento della tua promessa. Il Signore ci sta dicendo: abbi speranza, arriverò nel tempo giusto e io restaurerò la tua vita. E io voglio chiedere a tutta la Chiesa di pregare in questo momento perché questo si possa compiere. Tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina, io voglio pregare insieme a te. Tu potrai chiedere preghiera alla Chiesa alzando la tua mano e riabbassandola subito dopo. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica nel nome di Gesù, Dio ti benedica qua a destra. Dio ti benedica là dietro, amen, gloria a Dio, Dio ti benedica là dietro, gloria a Dio, amen carissimi. Il Signore vi farà ritornare quella gioia che forse non avete da tanto tempo, ma noi dobbiamo dargli la possibilità di aspettare che la sua promessa si compia. Il tempo non ha senso per Dio. Lui interverrà nel momento giusto. Tu che hai alzato la tua mano, invito già il gruppo di lode qua davanti. Canteremo Sono qui a lodarti, per favore. Tu che hai alzato la tua mano, io voglio invitarti a venire qua davanti e voglio pregare insieme a te, perché il Signore possa restaurare la tua speranza, perché il Signore possa darti quella gioia e quella sicurezza che Lui è con te nelle tue battaglie e che tutto un giorno avrà un senso per noi. Tutto un giorno avrà un senso. Il Signore ti ama, caro. Si interessa con la tua vita, si interessa con la tua persona, si interessa con i tuoi problemi. Non lasciare che la disperazione, che è il contrario della speranza, disperazione vuol dire essere senza speranza, ma la speranza di Dio sempre arriverà un momento in cui la situazione sarà risolta. Amen? Preghiamo che Lui possa restaurare la nostra speranza stamattina. Io non conosco la motivazione delle persone che sono qua davanti stamattina. Tu conosci in profondità, Signore, tutte le nostre insicurezze, tutte le nostre limitazioni. Il tempo passa e noi sentiamo che niente succede, Signore, ma Tu vuoi che noi impariamo a riempire il nostro cuore di gioia, Signore, in questo tempo, sapendo che le Tue promesse vengono compiute e che il tempo passa perché noi diventiamo più maturi, Signore, più uomini di fede, più donne di fede, più uomini e donne di speranza, uomini che aspettano il passo del proprio Dio. Signore, grazie di essere presente nelle nostre vite. Il Tuo nome è Emanuele, Dio con noi, non hai abbandonato i Tuoi figli, Signore. Io ti chiedo nel nome di Gesù di guardare alle angosce, Signore, di noi esseri umani e di avere questa misericordia per noi, Signore. Ti chiediamo perdono, Padre, perché mancanza di
speranza è un peccato, perché vuol dire non ci stiamo fidando di te, Signore. Ma questa mattina restauriamo il nostro rapporto con te, dicendoti: Signore, mi fido di te, continuerò a sperare, continuerò a gioire, non perché tu fai le cose, ma perché tu sei il mio Dio onnipotente. Noi ti amiamo per quello che tu sei e non per quello che tu fai. E tutto questo, Signore, chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il Signore. Amen e amen. Dio vi benedica e vi chiedo di dare un abbraccio alla persona che è vicino a voi.